Sono in questo momento in fase di installazione in tutti gli accessi della nostra città questi cartelli. Abbiamo appunto voluto specificare che Mogliano Veneto è città europea dello sport 2025. È ufficiale, Mogliano sarà la capitale dello sport 2025 e a dirlo saranno anche i cartelli stradali all'entrata della città. A decretare la vincita la commissione ACES Europa Onlus, che dal 2001 consegna l'ambito premio, arrivata a inizio settembre per svolgere i loro sopralluoghi e conoscere le realtà sportive del territorio. Abbiamo fatto conoscere alla Commissione le varie realtà sportive, ma anche la realtà moglianese, che è una realtà fatta anche di sport inclusivo, fatta di sport, di volontariato, di tante famiglie. Una nomina che porterà in alto la città di Mogliano, già molto attiva sul versante sportivo grazie anche ai tanti volontari delle associazioni che popolano il paese e a cui va la dedica del sindaco. La vincita, nel concreto, permetterà di ampliare l'offerta sportiva della città. Significa poter riuscire ad entrare in quelle che sono le nuove linee di accesso al credito europee per quanto riguarda l'implementazione e il miglioramento di quelle che sono le impiantistiche sportive del territorio. Si attende dunque il 2025. Sarà un anno sportivo a 360 gradi, dal 1 gennaio al 31 dicembre saranno organizzati nuovi eventi, tutti i calendari delle attività sportive, delle discipline e delle associazioni sportive del territorio saranno inserite dentro quelli che sono i calendari di ACES e ci sarà comunque uno sforzo da mettere in campo per l'amministrazione per sostenere ancora di più quelle che sono le attività sportive per quell'anno.